Eccoci qua! Questa mattina Bonjour. vi facciamo scoprire uno spot nuovo, nuovamente alla ricerca del Dentice, l'obiettivo numero 1 del 2022. Questa mattina mi accompagna il mio nuovo amico Marco, che Ciao a tutti. ho sequestrato dal gruppo dello Xela, che salutiamo. Mi ha rubato da Claudio, meglio, meglio. Salutiamo il nostro Claudione, Ciao Claudio. che rivedremo anche presto. Questa mattina siamo nella bellissima Pieve, uno spot completamente nuovo, io non c'ero mai stato, gentilmente Marco mi ha accompagnato, abbiamo sotto due canne col vivo, una a fondo, una con la teleferica, un calamaro, un piccolo polpetto e si parte così. Anche un cannolicchio, che me lo stavo dimenticando, tante opzioni, la ricerca ovviamente dei predatori, ma cerchiamo anche di vedere se riusciamo a veder muovere qualcosa di normale, tra virgolette, e si parte. Siamo arrivati presto alle 6, abbiamo montato, le montature come sappiamo rock fishing sono un po' più lunghe, quindi siamo arrivati un po' più presto. Si parte, staremo fino a mezzogiorno più o meno e si inizia. Posto meraviglioso. A dopo. Oh, abbiamo controllato le canne dopo quasi un'ora e mezza. Il calamaretto stava bene, il polpino stava bene, abbiamo controllato anche la teleferica, adesso la stiamo facendo distendere. Siamo messi su un punto di vantaggio un po' più alti, in modo tale da dargli più uscita possibile. Il cefalo è abbastanza grosso, siamo su un netto abbondante, forse di più. Ho piombato leggermente con un 25 grammi, in modo tale da farlo scendere un po' più velocemente e da non farlo tornare verso di noi. Scende, si continua. Allora, eccoci qua, quasi le 10. Prime impressioni di questo spot nuovo.
Pensavo, vista la scogliera, di un fondale molto più difficile, ma è tutto sommato pescabile. Un fondo argilloso, scende giù bene tanti metri. Al momento sto pescando con 2 canne col vivo, una teleferica e una a fondo. Ho appena messo su questo innesco molto grande, sarda, canolicchi. Visto che siamo ancora nella stagione molto fredda, andiamo a cercare i pesci con l'odore, con l'olfatto, tanti oli, tanto odore. Metà mattinata, temperatura in aumento, siamo praticamente ad aprile, si stanno avvicinando le belle giornate e si va avanti. Attenzione, il nostro Marco e il suo cannolicchio se n'è andato in vacanza. Bene. Abbiamo scoperto Molto bene. Allora, facciamo un po' di esperimenti sulla nostra canna, diciamo, tra virgolette, con un'esca normale, non con il vivo. Adesso sotto un moscardino, un piccolo di polpo. Voglio provare un secondo a fare un innesco nuovo, visto che siamo ancora in una stagione abbastanza fredda e l'acqua è ancora completamente ghiacciata. Cerchiamo di creare delle esche che attirino i nostri pesci con l'odore. Quindi sarda che attira col suo odore forte i suoi oli, avvolta da dei canolicchi. Anche qua tutte e 2 esche molto morbide che dobbiamo preparare con del filo elastico. Non andiamo sul sottile né con il terminale né con ami, perché comunque qua se parte si spera sempre che sia un bel pesce. Delle esche con del forte odore. Adesso preparo qualcosa di pazzo e ve lo faccio vedere. Ok, quindi un bel innescone, andiamo a cercare i pesci con l'odore. Sarda la più grande che abbiamo trovato, 2 cannolicchi avvolti li avvolgiamo attorno, un bel amo. E questo è il risultato, un bel innesco, un odore pazzesco, tanti succhi, tanti oli rilasciati. Questo è il nostro prossimo innesco. Anzi, Marco ha visto una tocca fortissima Ha tirato giù il trepiedi. sul cefalo a fondo, si è piantata. Adesso lasciamo un attimo pietare e poi controlliamo. Vediamo se si è intanato, ha tagliato tutto, non si muove. Quasi le 11, l'unica volta che mi allontano dalle canne parte una sfrizionata della miseria sul nostro cefalofondo che ci torna su integro. Qualcosa che l'ha preso in bocca, l'ha tirato, ma ha tirato forte di brutta maniera. Incredibile. Alle 11:30 sto cercando di assorbire lo psicodramma appena passato. Il mio compagno di pesca mi ha anche abbandonato, gli faccio talmente schifo che me se n'è andato Marco. No, a parte gli scherzi, lo ringrazio tantissimo per avermi accompagnato in questo spot dove non ero mai stato e sicuramente rivedremo Marco prossimamente. Risaluto i ragazzi dell'Oxela e analizziamo un attimino quello che è appena successo. Ero un attimino distante a cambiare l'acqua ai cefali. È partita fortissima la canna a fondo. Avevo una canna con la sarda, una canna a fondo col cefalo vivo e una canna con la teleferica. L'esca mi è tornata non morsicata, non tagliata, e se fosse stato un grongo o una morena probabilmente se lo sarebbe ingoiato.
era squamato come succede con i branzini. E adesso qua dietro la mia postazione, non so se si potrà vedere, c'è una sorta di corso d'acqua che sfocia, ma sono veramente su una scogliera importante, sebbene il fondo non sia particolarmente scoglioso. Mi sembrava una partenza di un branzino, cioè se dovessi proprio analizzare l'esca che mi è tornata indietro e la partenza, sembra quasi che qualcosa l'abbia preso, l'abbia tirato, l'ha tirato una seconda volta e poi ha visto che c'era un po' di tensione e l'ha mollato. Io purtroppo sono arrivato troppo tardi, proprio nel momento in cui l'ha mollato, se no l'avrei ferrato. Sfiga, disattenzione, succede tantissime volte, sono stato 4 ore a guardare le canne a 1 metro di distanza, mi sposto un attimo, succede questo. Chi va a pescare sa benissimo che se dovesse girarsi un attimo a parlare, la canna si piega per poi non vedere più una tocca. È matematica questa cosa. Mi sembra molto strano ciò che è successo alla mia esca se dovessi cercare un colpevole. Boh, punto di domanda, sono molto contento perché comunque vedere partire un cefalo di quasi 1,5 metri non è da tutti i giorni. Si va avanti, amici. Eccoci qua, come dicevo prima sono rimasto da solo, quindi ho tolto una canna, ho avvicinato il retino, ho avvicinato le 2 canne col vivo, canna di sinistra e cefalone a fondo, teleferica sulla destra. Sono in 2 punti interessanti, la teleferica più a destra su una secca, il cefalo l'ho rilanciato esattamente dove è partito prima. Sono le 11:30, stanno ancora un'oretta e poi ce ne torniamo a casa. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta, questa meravigliosa pieve che sicuramente vorrò riprovare anche con esche un po' più delicate, chiamiamole così, alla ricerca magari di qualche sparri, di qualche orata che mi hanno parlato che comunque qua gira. Qualche spunto di riflessione, una bellissima partenza sul vivo, purtroppo niente di fatto, una bellissima mattinata, siamo quasi ad aprile. La Liguria finalmente si sta liberando del freddo, brutto tempo e si stanno aprendo delle giornate veramente meravigliose. Continuate a venire in Liguria a pescare, continuate a seguire il canale Surfcast GBT Liguria perché come vi dico sempre le avventure non finiscono mai.